Va ora in onda I ricordi della valigia, storie dei bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz. Bentrovati. Oggi leggiamo la storia Isur. Da 2 giorni nevicava, una tormenta da far paura che anche da quelle parti, a 1650 metri sui Midi Pirenei tra Francia e Andorra, si fa fatica a vedere. Il cantiere per la costruzione del bacino di Isur, necessario assieme a quello di Niort per alimentare le centrali idroelettriche della più grande fabbrica di alluminio in Europa, da Dausat in Ariège, è fermo. È il 24 marzo del 1939 e quel giorno la bufera non lascia scampo a 31 persone. 2 sono francesi, 29 sono italiane, quasi tutte arrivate dal Veneto e dal Friuli per lavorare. Un ciclone eccezionale si abbatte su 2 costruzioni che ospitano gli operai, cogliendoli nel sonno. I tetti vengono scardinati, gli edifici collassano. Le condizioni meteorologiche rendono difficili, quasi impossibili, le operazioni di soccorso, che possono iniziare solo nel pomeriggio. Un ritardo forzato che risulta fatale. Tra le vittime anche 4 emigranti bellunesi. Remigio Ferigo di Sedico, Giuseppe Martini di Vico di Cadore, Primo Mondin di Quero e Lucindo Paniz di Santa Giustina. Nel vicino cantiere di Niort non ci sono vittime, ma per salvarsi e scendere a valle gli operai sono costretti ad affrontare delle vette innevate in forte pendio, aiutandosi solo con barre di ferro e cazzuole. Avete ascoltato I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz.